Allora ragazzi, eccoci qua, fine dicembre, un dicembre non troppo freddo, ma questo penso che lo sappiate ormai tutti, di conseguenza Fiume Po, ci proviamo. Allora, l'idea era quella di fare una pescata a feeder specialist con l'amico Filippo, purtroppo lui è a casa con l'influenza. Io comunque domani ho qualche ora disponibile, quindi oggi sono venuto a fare un giro di perlustrazione e la giornata non è bellissima, anche domani hanno messo un po' di nebbia e c'è qualche carpista in giro, però sono venuto qua nella postazione dove avevamo già fatto una pescata un anno e mezzo fa, mi sembra, e sono venuto a pasturare. Sto pasturando, sto facendo un po' di fondo con delle palle di pastura e misto a granaglie, un po' di pellet e qualche microboilers da 15. Le sto lanciando un po' tutte qua davanti e niente, domani mattina verrò presto in pesca sperando di non trovare nessuno su questa zona qui. Verrò penso giù con 2 canne a feeder, farò circa 6-7 ore di pesca e vediamo se uscirà qualche barbo o qualche carpa. Ci aggiorniamo domani alla pescata. A domani. Ok ragazzi, appena arrivato in postazione, adesso ho scaricato tutta la roba e mi organizzo un attimino, mi metto in pesca. Come da previsioni c'è un po' di nebbia, ma niente di preoccupante, si sta alzando anche il sole, quindi speriamo che scaldi un attimino, non fa freddissimo perché ci sono 5-6 gradi e niente, dai, mi metto in pesca e poi ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, ho appena calato le canne e la nebbia sale e scende, speriamo che verso la tarda mattinata possa venire fuori un po' di sole. Appena calata la canna ovviamente è partito subito un bel pesce gatto e in questa qua di destra che ho, diciamo verso l'uscita dell'ansa che ho alla mia destra. Dovessi prenderne altri nel breve periodo mi sposterò un pochino più a sinistra dove il fiume si apre un po' di più e niente, adesso ricalo le canne perché è già un quarto d'ora che sono giù. Sarà una pescata abbastanza movimentata perché diciamo che come tempo limite mi do circa un quarto d'ora, 20 minuti, massimo 25 per il cambio della canna, quindi vado a recuperare, a ricaricare il pasturatore e eventualmente rinnescare e rilanciare, quindi sarà una pescata abbastanza dinamica. Come vedete mi sono portato comunque l'oval perché la giornata è abbastanza umida. Come pasturazione sto utilizzando una farina, un misto di farine di casa Reactor aromatizzate con della farina a formaggio. All'interno ho inserito un po' di granaglie, qualche bigattino. La base della farina è la Red Soul, quindi una farina di colore rosso, e a cui ho aggiunto un po' appunto di farina formaggio e krill e un po' di farina di pesce. Niente, adesso vado a rilanciare e ci aggiorniamo dopo.
Eccoci ragazzi, allora è uscito finalmente un bel sole, in realtà fa veramente caldo per essere dicembre, siamo alla fine del mese di dicembre e niente, per il momento sono usciti un po' di pescegatti, qualche brem. Facendo questa pescata qui si fa fatica a selezionare la taglia, quindi si prende quello che entra in pastura. Adesso in realtà è circa 40 minuti che non ho attività sulle canne, quindi sembra che i pesci di disturbo si siano un attimino fermati. Magari è segnale che c'è qualche pesce più importante in zona. Adesso ho appena fatto un cambio canne e tra circa 20 minuti farò un altro cambio. Una pescata in cui si è sempre in attività, perché ovviamente la pastura con la corrente viene portata via in fretta, quindi si cerca sempre di andare a rinfrescare quella che è la zona di pesca. E niente, ho innescato su entrambe le canne una microbollis del 15, perché sui dumble di qualsiasi colore, giallo, rosso e viola, ho provato a cambiare, ma mangiavano esclusivamente brem. Ho preso un paio di pescegatti importanti, saranno stati sui 3-4 kg e almeno quelli mi hanno fatto divertire. Niente dai, la giornata adesso è molto bella, il fiume è uno spettacolo. Eccoci ragazzi, allora la pescata di oggi finisce, termina qua. Ho fatto circa 7 ore di pesca, ho fatto tanti pesci, purtroppo nessuno di quelli che stavo cercando, quindi carpe e barbi non si sono visti. Ho fatto principalmente pescegatti, anche di taglia abbastanza interessante, mangiavano praticamente su tutto, qualche brem e niente, la giornata per fortuna è stata stupenda. Sicuramente ci riproveremo, aspettiamo magari che venga un pochino più freddo, perché sono convinto che con la giusta giornata in questo posto si possono veramente fare dei pesci interessanti. Niente, vi saluto da Grande Fiume, tiro su l'ultima canna e vado verso casa. Alla prossima!